Ricordo quando Diego Armando Maradona, lui a Napoli che a mamma è il pibe de oro, veniva nei vicoli di Napoli ad abbracciare la gente dei quartieri, la gente semplice con mais, perché Maradona era uno di noi, Maradona era il popolo. E oggi faccio questo spaghetto che ci piace pais, aglio, olio, cerasiel, peperoncino, pane grattugiato, spaghetti, prezzemolo e pecorino. Volete fare pure voi o spaghetto alla Diego Armando Maradona e venite appresso a me e pigliate carta e penna. Che io a Maradona me l'ho già tatuato in coppa pelle. Olio e peperoncino, soffriggete bene. Pane grattugiato in una padellina e fatelo tostare. Aglio, olio e cerasiello e ci allungate l'acqua dentro. A questo punto ci calate la pasta. Avete il peperoncino, con l'aglio lo rimuovo perché l'olio già è bello profumato, ma voi se vi piace potete anche lasciarlo. Aggiungete un pezzettino di sale, mano che l'acqua si asciuga allungate un po' d'acqua. A fine cottura aggiungo un po' di prezzemolo. Spento e aggiungo un po' di pecorino. Da fare un altro misca francesca, vedete che si deve fare quella bella cremina, guardate. Adesso aggiungo il pane grattugiato che avevo tostato prima, ecco qua, e adesso assaggiamo. Buon appetito e buona giornata a tutti quanti.